Loiro, segretario della Funzione Pubblica. Gli interlocutori li avete visto anche sull'invito sulla locandina e ringrazio della partecipazione. Io mi prendo solo 2 minuti prima di passare la parola al giornalista per spiegare perché abbiamo fatto questa scelta anche in un orario un po' impegnativo per i nostri delegati di proporci una riflessione su questo tema, in quanto anche molti delegati ci hanno chiesto, insomma, rispetto al ruolo del sindacato, come mai affrontiamo e aggrediamo una questione di questa complessità. Volevo quindi brevemente richiamare un po' e socializzare un po' anche quella che è la nostra impostazione come CGIL rispetto al tema appunto dell'Unione Europea, per poi consegnare le domande finali. La CGIL considera l'orizzonte dell'Unione Europea, con il suo patrimonio storico e democratico più rilevante, cioè quello del modello sociale europeo, come determinante per un governo della globalizzazione. È per questo che noi auspichiamo un forte avanzamento del processo di integrazione europea e dall'altra vogliamo superare le politiche di austerità e di rigore contabile che in questa profonda crisi hanno portato alla recessione economica, provocando un peggioramento delle condizioni dei cittadini e dei lavoratori. In breve, noi auspichiamo la costruzione degli Stati Uniti d'Europa e ragioniamo di una politica economica comune, di una armonizzazione fiscale, di affrontare in una dimensione europea il tema della disoccupazione giovanile con politiche di sviluppo e consistente piano di investimenti e la salvaguardia di un modello di welfare a carattere universalistico. Inoltre, la questione dell'immigrazione è ormai per noi un fenomeno strutturale che va affrontato con politiche europee di accoglienza, di integrazione e di riconoscimento dei diritti. In sostanza, come CGIL chiediamo di superare gli aspetti liberisti del progetto dell'Unione Europea, culturalmente e politicamente condizionato dal pensiero unico, che tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo pervadeva il mondo, puntando appunto al ridimensionamento del ruolo dello Stato, ai piani di privatizzazione e all'abbandono del ruolo pubblico in economia. Dentro questa impostazione, per quanto ci riguarda, la CGIL auspica anche un sindacato europeo più forte, dotato di una vera autonomia strategica e negoziale. Rispetto a questa impostazione, gli avvenimenti più rilevanti di questi mesi che sono oggetto di confronto, come la sconvolgente fase di immigrazione di massa di quest'estate e da ultimo gli attentati terroristici per opera dell'ISIS, non hanno, così da una prima nostra impostazione, avuto una risposta all'altezza di quella Unione Europea che auspichiamo. Registriamo infatti chiusure nazionalistiche gravi, l'espandersi di populismi con forti caratteri anti-europei e xenofobi e si ritorna tra l'altro a parlare di guerra. Quello che vogliamo approfondire e consegnare con questo confronto a più voci con gli interlocutori che abbiamo coinvolto è se esiste uno spazio, una prospettiva sulla quale le forze progressiste democratiche ed anche il sindacato confederale possono agire per rilanciare appunto
l'integrazione europea e i valori aggiornati alle nuove emergenze del modello sociale europeo. Questo era l'obiettivo, l'occasione di questo confronto, e adesso consegno al dottor Graziotin il compito di moderare il dibattito. Invito Famoni a sedersi al tavolo. Grazie. Ci siamo. Allora, grazie, buonasera per l'invito. Sono Tiziano Graziotin, sono il capocronista dell'edizione di Venezia del Gazzettino. Sergio Chiloiro, come avete visto, ha già ben inquadrato i temi che sono sul tavolo questa sera, e poi io farò un paio di domande mirate proprio in relazione a questi temi. Però vi chiedevo prima una riflessione breve su quello che è accaduto domenica in occasione del Giubileo, a Venezia intendo, anzi direi a quello che non è accaduto e che si ricollega in realtà alla situazione di cui stiamo parlando, perché abbiamo vissuto la situazione di una città letteralmente militarizzata, blindata, con sommozzatori sui canali della laguna, cecchini sui tetti, varchi, e questo, il dato di fatto è che a fronte di un'attesa in piazza di almeno 1 migliaio di persone, parlo dell'esterno della basilica, in realtà ce n'erano 500 ma a tenersi molto largo. Cioè la riflessione che volevo fare io in apertura e sulla quale vi chiederei appunto una vostra riflessione è proprio questa. A fronte degli appelli che arrivano da più parti a non rinunciare a noi stessi e alla nostra vita, tra virgolette, normale, per tutto quello che stiamo vivendo, a cominciare dal Presidente Mattarella, no, che lo ha ripetuto più volte, in realtà mi sembra che ci sia già un arretramento del nostro vivere. Se rinunciamo ad andare a una manifestazione perché appunto sentiamo parlare di una piazza blindata, temo che siamo già su una china un po' pericolosa e un po' preoccupante. Ecco, vi chiederei proprio una riflessione, ripeto, flash su questo, magari cominciamo dal professore Cacciari. Il problema non sta nel nostro atteggiamento, magari. Il problema sta nel capire in quale terremoto ci troviamo, e quindi è del tutto ovvio che la reazione possa essere anche di paura e di timore, perché siamo su un terremoto che viene da molto lontano, perché questo conflitto si genera, se dobbiamo risalire alle sue vere origini, e bisognerebbe farlo perché l'ignoranza che trasuda da tutte le parti su queste questioni è qualcosa di semplicemente vergognoso, bisognerebbe risalire alla fine dell'impero ottomano, alla crisi. Allora si comincia a sviluppare un Islam politico molto diviso al suo interno, ma in cui sempre più prendono piede una vera e propria, come dire, estrema strumentalizzazione politica di certi elementi, di certe tradizioni religiose. Ma è una storia molto lunga, parte da lì, e poi c'è una data più ravvicinata, questa è la causa lontana, e poi c'è una causa più ravvicinata che cade nel corso degli anni 60-70, la guerra dei 7 giorni, il conflitto all'interno di molti paesi arabi, cosiddetti arabi, tra le dittature più o meno occidentalizzate, militarizzate, e i settori meno moderati, più radicali dell'islamismo. Questo avviene in Egitto, questo avviene un po' dappertutto, questo avviene in Libia,
questo avviene anche più a partire dalla prima guerra del Golfo, eccetera, eccetera, che sono state semplicemente i detonatori di questo tragico conflitto. Quindi se sei in un terremoto hai anche paura, è ovvio. Poi devi cercare di razionalizzarla, devi cercare di capire, bisognerebbe cercare di capire come reagire, e cioè senza fare il gioco di costoro, appunto, quindi dividendo, distinguendo, non facendo di ogni erba un fascio come ha fatto anche Hollande recentemente, prendendosele con il sulafismo, dimostrando di ignorare completamente il termine, perché sarebbe come dire la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Dentro il sulafismo ci sono correnti quietiste completamente contrarie alla guerra, così come ci possono essere anche componenti interne all'ISIS, che non è affatto così compatto come si usa a credere. Quindi manca qualsiasi conoscenza del cosiddetto nemico, e questo acuisce almeno a me la paura, perché quando non sai con chi hai a che fare è difficile anche pensare ad una strategia, ad una terapia efficiente. E così questa è la situazione, e questa situazione drammatica si moltiplica i propri effetti con condizioni ancora più strutturali che non riguardano la guerra, che c'è. Non è questione di parlare di guerra, la guerra c'è, uno ti dichiara la guerra e tu dici: ah no, guarda, non c'è la guerra. Se te la dichiarano, la guerra c'è, ne devi prendere atto. Poi bisogna vedere come la fai la guerra, perché se la fai da idiota c'è il rischio anche di perderla. Se la fai in modo intelligente potresti anche uscirne bene. Ma la guerra non è, ti dicono la guerra, ti do un pugno, no, non me l'hai dato, e come faccio? Te lo sei preso, o te lo prendi o reagisci in qualche modo. La reazione che stiamo attualmente vivendo è abbastanza delirante, così come sono stati deliranti gli interventi dopo le primavere arabe, no? Destabilizzando e sfasciando tutti quei regimi senza avere alcuna alternativa nella zucca. Ma questa crisi, che già è drammatica, si moltiplica un'altra che bisognerebbe bene aver presente, che è ancora più epocale, che ci sarebbe anche se questa guerra non ci fosse. Vi do soltanto dei dati così, perché insomma, a volte si parla proprio nel vuoto. Sono dati ben noti, sono dati ufficialissimi, ma sui quali riflettere. Si parla di immigrazioni, ma anche se non ci fossero le guerre, sta di fatto che nel 2020, va bene, i paesi africani arriveranno a circa 1.400.000 persone. L'Africa, 1.400.000 persone. Per darvi l'idea, nel 1913 costoro erano 120 milioni. L'Europa, che già è in decrescita per conto suo da circa 5-6 anni, sarà 740 milioni di persone. L'Asia arriverà a 4 miliardi e mezzo di anime. Per darvi un'idea, era 977 milioni nel 1913, quando l'Europa era a 496 milioni. Cioè erano praticamente comparabili Europa e Asia, e adesso noi siamo 740 milioni e loro sono 4 miliardi e mezzo. Cosa significa? Come se dovessi esprimermi in modo razzistico, come direi, è la fine dell'uomo bianco. No, molto semplice, è la fine dell'uomo bianco, e va bene, cioè, noi non siamo razzisti eccetera, ce ne possiamo anche fottere che è la fine dell'uomo bianco, ma non è che sia la fine dell'uomo bianco solo, sono mutamenti di potere pazzeschi che ci sarebbero anche se non ci fosse nessuna guerra. Abbiamo altri dati che sono divertenti. Figuratevi che solo la Nigeria passerà nel 2050, voi sapete che gli unici dati seri in storia e in politica sono quelli più o meno demografici, gli altri sono tutte balle che ci raccontiamo tanto per farci coraggio. Le uniche cose relativamente sicure sono queste: la Nigeria passerà da 182 milioni, solo 182 milioni, a 510 milioni, e la metà di questi 510 milioni saranno sotto i 19 anni, con l'unica prospettiva, unicissima prospettiva di premere verso il Mediterraneo. Ovvio,
perché dall'altra parte non c'è nessuno, cioè si sta creando un vuoto che noi non copriamo in nessun modo, perché ormai il tasso nostro di natalità è l'1,1, il tasso medio europeo è 1,5, quindi noi siamo per conto nostro destinati alla sparizione fisica nel giro di qualche generazione. Dall'altra parte crescono a un livello ancora in Africa e continueranno a crescere fino alla fine del secolo per poi fermarsi, ma continueranno a crescere ancora di un tasso del 3,5-4%, erano all'8 al 10, e quindi è inevitabile. Allora il problema non è dire bene, male, perché è assurdo stare là a dare dei giudizi su questi processi, bisogna governarli, perché sennò saranno tragedie, immense tragedie. Tenendo presente anche che questi fenomeni, poi dice, beh, sarebbe tutto bene, se crescono ancora del 4-5% all'anno, ma con una crescita del PIL, eccetera, eccetera, bene, restano lì. Basta, noi perderemo potenze economiche, noi esauriremo le nostre energie, ma nessuno ci viene a rompere le scatole, no? Se lì crescono, no, non è così purtroppo, le disuguaglianze crescono. Quindi non solo c'è questo fenomeno per cui appunto c'è questi squilibri demografici pazzeschi, ma continuano a crescere anche le disuguaglianze economiche. E vi faccio un esempio, il reddito medio dei paesi occidentali era circa, nel 50, era circa 10-15 volte, a seconda delle statistiche, maggiore che quello dei paesi sottosviluppati. Adesso noi siamo al 40 volte di più, e il trend continua inesorabile, perché nell'80 erano 25 volte di più, dall'80 ad oggi siamo 40 volte di più. Quindi non soltanto questo squilibrio demografico, ma anche queste pazzesche disuguaglianze economiche che nulla si è fatto ovviamente per affrontare, eccetera eccetera, nulla da parte di nessuno, né di destra né di sinistra né di centro, di nessuno. Chiacchiere a go-go, interventi concreti per vedere di intervenire lì con aiuti che non andassero allo sceicco o al dittatorello, ma che andassero alla gente, alla popolazione, cioè zero. Progetti di sviluppo mediterraneo, eccetera eccetera, parole della comunità che si sono spese senza alcun effetto pratico, e questa è la situazione, Quindi c'hai una situazione di guerra che viene da lontano, cioè che non è nulla di occasionale o di un'emergenza, perché è una guerra che matura almeno da un secolo, dalla fine dell'impero ottomano matura questa guerra, sulla base di enormi frustrazioni delle masse musulmane, eccetera, eccetera, matura da un sacco di tempo. Si sta radicalizzando in generale, alla sua punta dell'iceberg nell'ISIS, eccetera, eccetera, ma si sta radicalizzando in generale questa opposizione, e questa accumula i propri effetti sconvolgenti con i dati che vi ho citato, in modo da diventare un'unica valanga. Sassolini diversi, sassi, macini diversi che formano un'unica valanga. Chiudo, poi ne discutiamo, ma questo è il quadro che bisogna avere presente, sono dei dati. A questo punto che cosa? C'hai un'emergenza che non è un'emergenza, ma che devi rispondere a questi che ti hanno dichiarato la guerra, no? Almeno a casa mia, se non mi dichiara la guerra, devi rispondere. E bisogna farli intelligentemente, ma è molto difficile, no? Perché è chiaro che bombardare non risolve niente. E quindi quale azione militare? Con quali alleati? Con quali alleati? Perché se sei alleato a Putin difficilmente può essere alleato alla Turchia, no? Perché qui noi occidentali europei siamo dei pazzi, dei pazzi. Com'è possibile mettere insieme turchi e russi? Sono nemici mortali da secoli. La loro storia è segnata dalla contrapposizione sul Mar Nero, su Costantinopoli, su Bisanzio. I russi sono sempre stati difensori della cristianità orientale contro i turchi, sono 6 secoli che si fanno la guerra. Quindi è impossibile un'alleanza che funzioni contro l'ISIS tra turchi, tenendo insieme i turchi e i russi. Devi decidere.
devi capire, devi prendere una decisione, il tuo Occidente, non puoi continuare a essere così nel vago, perché non si tratta di Bruxelles. L'Europa dovrebbe che cosa fare? Due cose. Una, chiaramente cominciare un discorso e un'azione nei confronti di questi paesi che renda credibile la sua volontà in futuro di fare ciò che non ha fatto finora, cioè di sostenerli, di aiutarli, di vedere che si sviluppino, di fare una politica di aiuti che non sia la politica appunto fatta finora, che ha soltanto arricchito qualche dittatore, armandolo. E adesso vediamo anche le conseguenze, no? Perché che cos'è l'ISIS? L'ISIS, il cervello dell'ISIS sono una serie di colonnelli e generali di quel tipo, no? Straarmati, che a un certo momento un genio americano è andato lì e ha detto: sapete cosa faccio io? Siccome voi siete con Saddam Hussein, vi licenzio. Perché questo ha fatto un genio americano con gli italiani che non c'erano, gli europei che non c'erano, come non ci sono mai da nessuna parte. Li ha presi e li ha licenziati, ma letteralmente, e al posto loro, che erano tutti più o meno sunniti, ci ha messo anche degli sciiti per rendere più efficace la propria azione. E quelli sono stati l'inizio dell'ISIS, l'inizio. Poi attacchiamo Saddam, quell'altro, Assad, no, lo attacchiamo bene perché non è democratico, figurarci, no? Non li attacchiamo, non sono democratici, li attacchiamo, li buttiamo giù, no? E Assad che cos'è? Assad, e attraverso che cosa lo buttiamo giù? Attraverso appunto perché Assad è quasi sciita, non è proprio sciita ortodosso, ma è una corrente dello sciismo, e allora dobbiamo buttarlo giù, no? Perché allora andiamo con dei sunniti, i sunniti che sono quelli dell'ISIS, e quindi abbiamo quelli dell'ISIS per buttare giù Assad, perché Assad non è democratico, come chiamano Saddam Hussein, non è democratico, scherziamo, noi siamo democratici, quindi questi qua bisogna buttarli giù. Dementi! E l'Europa non c'è, semplicemente, cosa discutiamo dell'Europa? L'Europa è un futuro, attualmente non c'è, ce lo diciamo, non c'è sulle politiche sociali eccetera eccetera, vedi la Grecia, non c'è sulle politiche di immigrazione, che viene trattata come fosse una questione di quote latte, no? La politica dell'immigrazione viene trattata così, quote latte, cioè nella totale, cioè rimuovendo totalmente i dati, i fatti che prima vi citavo, rimossi totalmente, come non fossero una questione di 1.000, 2.000, 10.000, ma sono centinaia di milioni di persone che saranno in movimento da qui alla fine del secolo. Vogliamo affrontare seriamente la cosa? No, non la affrontiamo, rimandiamola ai figli, rimandiamola ai nipoti, come abbiamo fatto finora. Sono 30 anni che l'Europa e l'Italia rimanda a figli e nipoti i problemi, li rimuove e li rimanda. Quindi bisogna iniziare a dire che cosa vorremmo fare da domani, ma con chi? Con questi? Con questi? Con questo ceto politico? Con questi uomini politici? Con questi partiti? E anche, permettetemi, con questi sindacati? Ma dove? Diciamoci la verità. Grazie. Ecco. Al dottor Fammoni, che è il presidente della Fondazione Di Vittorio, dopo questa introduzione di Massimo Cacciari, vorrei chiedere, nella sua introduzione Chiloiro parlava di Stati Uniti d'Europa, ma come in parte ha già detto Cacciari, effettivamente sembra veramente una chimera, no? Sembrano ancora degli stati che procedono in ordine sparso. Male, c'era probabilmente l'Europa come entità politica che già viveva un difficile, molto complicato processo di integrazione, è scricchiolata sull'emergenza profughi, no? Nel senso, tutti avanti in ordine sparso con scelte contraddittorie, e adesso sotto la pressione del terrorismo sembra definitivamente un pugile colpito e che sta per andare al tappeto. Sì, ma credo che non siamo mai stati lontani come adesso dagli Stati Uniti d'Europa, francamente.
L'Europa nel corso di questi ultimi 10 anni almeno ha subito un processo di disgregazione politica, economica e sociale molto, molto forte, molto rilevante, molto evidente. La perdita di peso dei singoli stati nazionali ha provocato per paradosso la nascita dei nazionalismi in Europa. Ma soprattutto oggi siamo in una situazione in cui non c'è stata una crescita del ruolo delle istituzioni europee, mentre c'è una fortissima ripresa di ruolo dei singoli stati nazionali. Basta pensare a quanto conta il Parlamento europeo, nulla, nonostante la finta delle ultime elezioni europee e della designazione diretta del nuovo commissario europeo. Basta vedere quanto conta la Commissione europea, molto poco. Tutto il potere si è trasferito dentro al Consiglio d'Europa e dentro il meccanismo del Consiglio d'Europa conta l'aggregazione di alcuni stati e le linee di tendenza politica. Non è che possiamo scordarci che oggi 20, non so se 21, ma insomma 20 stati europei su 28 sono diretti da governi di centrodestra. Solo 10 anni fa era l'esatto opposto di questa situazione, e molti di questi sono coalizioni di centrodestra estreme. L'ultimo caso, uno degli ultimi casi evidentissimo, è stato il caso della Danimarca. Ve lo ricordate? Era uno dei paesi, uno dei PIGS, una ripresa economica straordinaria, molto in anticipo rispetto a tutti gli altri. Quel paese va al voto, ma prende il 20% un partito xenofobo, dietro questa ondata di meccanismi di paura eccetera, che col partito di destra che accetta l'alleanza con questo partito xenofobo fa il nuovo governo danese. Questa è oggi l'Europa, per cui perché stupirsi dei problemi, dei ritardi, delle difficoltà? Questa è l'Europa che ha deciso di giocare negli 8 anni di crisi peggiore che si sono visti nel mondo. Diciamo, come quantità economica se ne sono visti di simili, come durata siamo in una situazione mai conosciuta. 8 anni di crisi sono una situazione non conosciuta, e forse, poi se arriviamo sulla parte economica poi ci vediamo, oltre che sulle quantità prodotte dalla crisi bisognerebbe un po' di più ragionare sugli effetti che un periodo ormai lungo ha sedimentato nelle persone, in quello che pensano, in quello che vivono le persone. L'Europa è una prospettiva, ma è una prospettiva che va ricostruita, e per ricostruirla bisogna fare alcune scelte molto precise, molto concrete, molto radicali. Lì non lo dice nessuno, ma sono tutti convinti che la politica dell'austerità ha fallito. Anche chi ci ha guadagnato tantissimo come la Germania sa che la politica dell'austerità ha fallito. Ma da questa situazione tu non esci mica con la flessibilità oggi, con questo meccanismo che contratti lo 0,2, lo 0,1 di sforamento del tuo bilancio statale. Esci se hai il coraggio di affrontare una situazione molto, molto diversa, altrimenti vai ad una disgregazione. Per l'Europa questi 2 anni saranno 2 anni quasi decisivi. Una possibile revisione dei trattati è stata rinviata perché paesi forti che devono votare hanno deciso che prima votano Francia e Germania e poi si discute eventualmente di revisione dei meccanismi dei trattati europei. Ma questi sono anche gli anni in cui ci sarà il referendum inglese. Naturalmente la scelta di un'uscita dell'Inghilterra dall'Europa ha un significato, ma anche la scelta di accettare qualsiasi cosa che l'Inghilterra chiede, che il Regno Unito chiede, per restare in Europa, un paese che non adotta l'euro, ha un significato sul futuro del mercato comune europeo, del welfare europeo. Pensate alla generalizzazione di questa cosa, che per i primi 4 anni chi va in quel paese non può avere nessun tipo di intervento di welfare previsti in quel paese. E pensate che se viene scelto per la Gran Bretagna, Orban in Ungheria si mette a fischiare e dice no, io invece do a tutti quello che è possibile dare. Allora sono questi gli elementi naturalmente di un'esigenza politica che tutti vedono. Adesso il professore diceva quanto siamo piccoli come numero di persone, come influenza.
Ormai anche dal punto di vista economico stiamo diventando una cosa non troppo grande, non troppo consistente, e quindi l'esigenza è un'esigenza visibile. Per farlo occorre davvero una discontinuità molto forte che al momento non si vede, che forse ce la imporrà la situazione di fatto, se non si accetta un dissolvimento, un cupio di soldi come in questa fase per interessi nazionali alcuni stati stanno pensando di portare avanti, e questo sarebbe il compito, diciamo così, lungimirante di un paese come l'Italia che attualmente non svolge. Ho finito. Noi siamo sempre stati un paese fortemente europeista. Il giudizio dei cittadini italiani adesso sull'Europa è un giudizio molto più secco, molto più drastico. Se fate 20 domande sull'Europa, su queste 20 domande vi diranno tutti che l'Europa non va bene, sono risposte negative, meno le ultime due: vuoi uscire dall'euro e vuoi uscire dall'Europa. Sulle ultime due ancora c'è una maggioranza piccola ormai, risicata, ma di cittadini italiani che dice voglio restare nell'euro e voglio restare nell'Europa, ma non è fiducia nell'Europa, è sfiducia negli stati nazionali, e questo non è un bel segnale per il prossimo futuro. Beh, su questo in effetti quello che è successo con il referendum in Grecia forse qualcosa insegna. Ecco, a Enrico Piron, segretario generale della CGIL di Venezia, volevo chiedere: abbiamo appunto fatto questa riflessione su un'Europa che veramente scricchiola e nella quale nel momento di crisi, invece di prevalere un sentimento e una politica soprattutto unitaria, concordata, prevalgono sicuramente degli aspetti invece di appunto situazione nazionale che viene portata avanti anche e soprattutto contro gli interessi degli altri paesi. Però vorrei abbandonare un attimo questo tema e avvicinarmi a quello della crisi del terrorismo, quale futuro per l'Europa sociale del lavoro. Ecco, a Enrico vorrei chiedere questo. Io, parlando con alcuni cari amici marocchini, tra cui Abdallah Kezai, che è il vicepresidente della Consulta per l'immigrazione del Veneto, mi diceva, sapessi Tiziano, quanto è difficile oggi anche nel mondo del lavoro stare insieme, nel senso che anni di integrazione o quantomeno di dialogo tra italiani, europei, immigrati dell'Africa nera o subsahariana, tutto questo, con questa situazione che si è creata, sta un po' appunto scricchiolando. Quello che volevo chiederti è proprio questo: la sensazione che avete voi anche confrontandovi con le persone sul mondo del lavoro, c'è ancora una maggioranza che riesce a reggere, a fare un discorso di dialogo, o senti anche tu nel dialogo con i tuoi iscritti un prevalere di questa aggressività all'interno anche del mondo del lavoro? No, non sta reggendo niente e stanno soprattutto crollando quelle certezze basate sul nulla, secondo me, che fino adesso hanno costruito un'idea di paese che non è, e hanno smascherato tutte le contraddizioni che ci sono, a partire dai posti di lavoro. Ma io faccio veramente solo un piccolo inciso da dove siamo partiti. L'esordio è stato città militarizzata. Io in questi giorni per lavoro ho girato, sono stato a Milano, sono stato a Torino, a Roma e poi a Venezia. E veramente le città italiane hanno cambiato la morfologia, soprattutto in prossimità delle stazioni e degli aeroporti. E l'aspetto da un lato è preoccupante, nel senso che vedere questi mitra neri giganteschi con le persone in tuta mimetica, i mezzi corazzati fuori. Tra l'altro questo aspetto inedito, che ci sono tante uomini e tante donne col mitra in mano, è una cosa a cui non sono abituato, no? Nell'immaginario, insomma, mi ha fatto da un lato dire vabbè, è una risposta istintiva a un bisogno anche visivo del fatto che lo Stato c'è, presiede i luoghi di massima affluenza. Però poi, onestamente, i fatti di Parigi, in cui sono coinvolti parigini e abitanti di Bruxelles, che vengono di seconda o di terza generazione,
che nascono dentro un contesto che è quello interno. Questo è un modo di fare terrorismo, perché è vero che c'è una guerra in una parte del mondo che coinvolge tutto il mondo, che è diventato molto piccolo, però queste modalità di praticare la strategia del terrore hanno a che fare con il mio vicino di casa fondamentalmente, e quindi secondo me rendono totalmente vano sostanzialmente la militarizzazione delle città, perché il problema è quello che dicevi e ha a che fare direttamente con i luoghi di lavoro. Dunque, la crisi in Italia ha impattato direttamente con tutto il mondo che parla al lavoro più povero, innanzitutto al manufatturiero. Gli anni del 90, 2000 hanno drogato totalmente il nostro territorio, soprattutto il nostro paese, dando uno slancio all'economia però con i piedi d'argilla. Crisi arriva, come dire, molti sono i fattori, non ultimo la produttività scarsissima del nostro paese, legata proprio a un livello di poca professionalità, poco investimento anche sulle maestranze nei luoghi di lavoro, poco investimento sugli strumenti, quindi lavoriamo sempre per conto terzismo europeo, siamo un paese che compete con mercati assolutamente non più affrontabili, perché il costo della manodopera e le modalità di lavoro sono assolutamente non riproducibili. E a questo punto che succede? Che intere filiere del nostro paese scompaiono, ma scompaiono nel giro di 2 o 3 anni. Il coinvolgimento di quelle filiere, nella maggior parte di manifatturiero, naturalmente coinvolge i lavoratori che non sono italiani e che lavorano qui, che hanno patito la crisi nella maniera più estrema possibile. Però ci sono 2 modalità oggi, secondo me, di considerare il fenomeno migratorio in Italia, molto banalmente. Da un lato ci sono i migranti che provengono per il lavoro nel nostro territorio, sono molti, tra l'altro è una varietà sociale, umana, culturale, politica, religiosa che è estremamente articolata, naturalmente. Per loro c'è un problema legato alla crisi e per loro c'è un problema, secondo me, diretto legato a quello che è il grande problema del nostro paese, oltre al sindacato, che è la scarsissima mobilità sociale. E i figli, le seconde generazioni di questi lavoratori difficilmente riescono a progredire socialmente e ad arrivare a una stabilità, anche, come dire, a un ruolo, a uno status sociale diverso. Difficilmente. Questa cosa genera frustrazione, la genera in Italia come la genera, credo, in tutto il resto dell'Europa. Poi c'è una seconda problematica con lo straniero proveniente in Italia, che è tutto il fenomeno dei profughi, che è gestito veramente nella maniera peggiore possibile, l'ha detto il professor Casari, ma non solamente nelle modalità d'accesso e nella facoltà che hanno i comuni di assumere, non prendere, distribuire con le prefetture che tentano, ma anche nella gestione concreta, poi fattiva, pratica, nel rapporto con il territorio, che ha creato non un centro di smistamento quote latte, ma conflitti piccolissimi, conflitti locali, comunali, di micro territorio, che allontanano. Io ho un esempio, che è un esempio banalissimo. Succede un fatto penale in una di queste cooperative che ospita i migranti, i profughi. Succede, è una cosa sciocca, non è così importante, semplicemente avanzano una richiesta a un'operatrice, la quale non riesce a rispondere, la chiudono a chiave dentro una stanza dicendole: finché non ci rispondi non esci. Passano 2 ore, sono tutti ragazzi di 20 anni, bellissimi tra l'altro, e dopo 2 ore le aprono perché capiscono che, e lei va dai carabinieri a denunciare. Il prefetto, che non è il prefetto di Venezia, nega a questi ragazzi l'ospitalità, revoca l'ospitalità, dicendo che finché non c'è la magistratura che si pronuncia su questo di persone, intanto l'ospitalità è revocata. Uguale, 11 ragazzi cacciati dalla cooperativa nella strada senza alcun tipo di ospitalità. Allora, io so che il prefetto, la prefetto in questo caso, ha applicato in maniera pedissequa, come fanno sempre, la normativa vigente, ma la domanda per cui dove dormono questi ragazzi questa notte non è una domanda irrilevante, ingenera conflitti, insicurezza in un tessuto sociale che è molto insicuro. Ma questa cosa parte da lontano, parte dalla prima ondata migratoria e parte dal primo momento in cui i lavoratori sono entrati
una mia piccolissima esperienza, che però è anche molto sentimentale anche questa. Lavoravo in Fiera Vicenza, in una cooperativa di pulizie. All'inaugurazione della fiera Orafa c'era la cosa peggiore, che era la ceratura del bullonato, ci si inginocchiava e si ceravano interi padiglioni in ginocchio. Vicino a me un ragazzo tunisino, Reda, me lo ricordo ancora, con cui ho avuto anche rapporti dopo, con il quale, dopo la prima diffidenza, ho parlato di Averroè e Avicenna. Ecco. Io mi ricordo ancora adesso come l'atto della mia richiesta di avere una bottiglia d'acqua, per quanto ha riguardato me, è stato un atto immediato e cortesissimo. Per quanto ha riguardato lui, alla fine ho dovuto bere la mia acqua. È un piccolo caso sciocco di discriminazione, però se questa persona non trova quelle risposte all'interno del contesto in cui sta, è la prima cosa cercarle altrove. E possono essere risposte di 2500 tipi diversi, compreso quello della violenza, secondo me. L'Europa è stata travolta da questi fatti. Concludo, le dichiarazioni di Hollande, quelle solenni, perché tra l'altro adesso, siccome c'è questa ondata di destra, tutti i presidenti dei vari paesi stanno diventando militari, camminano in maniera marziale, è un po' ridicola sta cosa, no? Cioè, una risposta di autorevolezza fisica nei confronti di... però dice questo con l'approvazione dell'Europa e con Angela Merkel, che di fatto i quattrini investiti in sicurezza devono permettere il superamento dei patti di stabilità dei paesi. Cioè fondamentalmente quel tabù che non siamo riusciti ad abbattere praticamente con nessun tipo di richiesta sociale, l'unica breccia che riesce ad avere è proprio quella della sicurezza, sui quali quegli investimenti che sono i mitra che vediamo nelle piazze sono riusciti a far breccia in quello. Beh, certo, appunto la militarizzazione delle città, perché di questo si tratta, noi lo vediamo al Gazzettino con le telefonate che riceviamo, sta spaventando le persone non meno diciamo di fatti tragici che sono accaduti. A proposito di quello che dicevi, Enrico, mi è venuta in mente una conversazione che abbiamo avuto tra amici. C'era anche un ragazzo di colore francese al quale noi banalmente abbiamo posto la questione che ci facciamo magari in maniera molto molto superficiale, ovvero come mai a volte sono i figli di seconda generazione, addirittura di terza, a entrare nel terrorismo. E lui mi ha dato questa risposta veramente tranchant e mi ha detto: ma guarda che noi, intendendo noi ragazzi delle bandiere eccetera, non abbiamo mai avuto le stesse opportunità. E insomma, diciamo, ci ha messo abbastanza KO. Tornando al nostro tema, volevo chiedervi una Europa in pezzi, in cui tra l'altro si affaccia proprio, è partita la Francia, ovviamente, la Francia colpita, però insomma una situazione anche di restrizione delle libertà individuali. Sappiamo che tanti giovani francesi su questo sono scesi in piazza, e purtroppo la Francia, tra l'altro, anche in questo sembra indicare una linea e sembra diventare punto di riferimento. Mi sembra una regressione addirittura dell'Europa sotto la spinta degli atti che stiamo vedendo. Che ne dice, professore? L'Europa sta regredendo rispetto ad alcune ipotesi, alcune idee, alcune speranze che avevamo coltivato. Ed è del tutto inadeguata la politica europea, la leadership europea è del tutto inadeguata ad affrontare quei nodi strutturali di lunghissimo periodo che ho cercato di indicare. Questo è il punto. Dopodiché le altre cose sono contorni, contano niente. Il problema è questo, il problema è che l'inadeguatezza dell'Europa rispetto alle sfide
che sono apparse, alcune prevedibili, altre meno. Gli effetti disastrosi della guerra in Iraq, sì, molti avevano capito che sarebbe stata uno dei detonatori che faceva esplodere e generalizzava il cosiddetto terrorismo, su cui poi vorrei dire due parole. Ma in questi termini probabilmente no, ma comunque sì, certo, errori su errori. E poi non un errore, ma proprio un'impotenza strategica, organizzativa dell'Europa, come prima è stata detta. Cioè qui è un'Europa che va proprio ripensata dal punto di vista istituzionale, nell'equilibrio dei suoi poteri, delle sue funzioni e dei suoi obiettivi, e delle sue idee cardine, che devono essere quelle appunto, tenendo presente che il mondo si fa stringendo di giorno in giorno e che in questa stretta l'Europa obiettivamente pesa sempre di meno, no? Era il 27% della popolazione un secolo fa mondiale, era la metà del prodotto interno lordo mondiale l'Europa, cioè i cataclismi sono successi, insomma, con una rapidità che nella storia dell'Homo sapiens non è mai accaduta. Dobbiamo renderci conto di vivere in un'epoca di un certo interesse, insomma, no? Però quando le epoche sono così interessanti è anche difficile sopravvivere, no? Perché ti schiacciano. Ci occorrono capacità straordinarie, bisogna anche dire questo rispetto appunto a quanto si dice di solito sulla debolezza della politica europea, della sua leadership. Sì, tutto vero, ma è un'epoca straordinaria, è un'epoca di mutamenti assolutamente straordinari nella loro rapidità. Però appunto bisogna affrontarli, quindi come? Con quello che abbiamo detto, certamente, ma soprattutto cambiando proprio la faccia, la forma dell'Europa, le sue istituzioni, i suoi equilibri di potere. Ce la faremo e proviamoci, ma certo che se continua così, se la prossima volta vince Le Pen, saluti e baci, l'Europa finisce. Cioè, abbiamo delle scadenze, una è stata detta che riguarda la Gran Bretagna, ma quell'altra delle elezioni presidenziali europee sarà ancora più importante, sotto certi aspetti ancora più importante, e non mi pare che socialisti e repubblicani se la stiano sfangando molto bene, al di là dei risultati elettorali, perché è vero che bloccando così oggi la Le Pen appare sconfitta, ma gli hanno dato, a mio modesto avviso, in mano un'arma formidabile, soprattutto per forze populistiche e demagogiche come quella. Ma mettetevi nei panni della Le Pen. Guarda questi mascalzoni per stare attaccati alla poltrona, cosa hanno combinato? Si sono massacrati fino all'altro giorno, se ne sono detti di tutti i colori, e poi per fotterci, per rimanere attaccati alla poltrona, si mettono insieme questi mascalzoni. Ma altro che l'insulto, cioè una cosa da brividi, che fa vergogna, no? Io francamente sarei andato, ognuno, e vinceva chi vinceva, e pazienza, la Le Pen si misurava la Le Pen governando delle importanti regioni, ma scherziamo, una cosa raccapricciante. Quindi non solo hai la montata delle forze di centrodestra, ma hai anche queste forze, chiamiamole quindi di centrosinistra, che Dio ci salvi. Cioè come visione strategica, cioè vivono alla giornata in modo assolutamente pazzesco, spaventoso, vivono proprio alla giornata. Oggi vinciamo le regionali e poi chi più vive più vedrà. E quindi è dura, ma certo. E qui bisognerebbe appunto che tutti ci commisurassimo a questi problemi, sapendo appunto che non è che devi confrontarti col terrorismo soltanto. Cioè la gente, lo diceva prima il segretario, insomma la gente non è che sia inquieta e insicura, abbia paura perché c'è il terrorismo, perché domani ha paura dell'attentato alla metropolitana, ha paura perché è insicura su tutto, sul lavoro, sulle condizioni sociali, sul welfare, questo genera una condizione di insicurezza, e naturalmente anche la paura dell'attentato terroristico può scatenare quella reazione che poi porta alla vittoria della Le Pen, eccetera. Ma i Le Pen in giro non vincerebbero come stanno vincendo se ci fosse una situazione economica tranquilla e il terrorismo.
considerazione globale, quel terrorismo è la ciliegina finale, no? che scatena questi atteggiamenti. E d'altra parte anche questo, cioè, voglio dire, ma questo allargamento dell'Unione si poteva sapere anche prima quando andavi in cerca, oppure proprio anche lì hic sunt leones, non sai chi c'è in Libia, non sai chi c'è in Nigeria, così non sapevi chi c'era in Turchia, chi c'è in Ucraina, chi c'è in Slovacchia, non lo sapevi, no? Non è noto da 150 anni che in Ucraina, insomma, il loro nemico mortale sono i russi, e li metti dentro la NATO, come la Turchia d'altra parte, eccetera, eccetera, e poi puoi anche farlo, ma devi saperlo e quindi gestire la situazione. Vai dagli ucraini e dici: bambino, entrici nell'Unione Europea, ma guarda, facciamo un bel patto con la Russia nel momento stesso che entri. Cioè, voglio dire, c'è modo di fare l'allargamento dell'Unione. L'allargamento dell'Unione è stato fatto in modo totalmente illuministico, per usare una bella parola, in realtà in modo totalmente massonico. La massoneria internazionale, vabbè, ma non puoi andare avanti con l'Europa dominata dalla massoneria internazionale, dai, diciamoci le cose come stanno, no? Tanto siamo un po' di tra noi. Illuminismo va bene, massoneria un po' meno, no? Allora, appunto, bisogna rivedere le nostre strategie, sapendo che la questione del terrorismo non è la questione del terrorismo. Non è la questione del terrorismo. È un movimento che viene da molto lontano, che ha una sua strategia politica. Perché la questione del califfato, che a noi ci può anche far ridere, il califfato, il califico, insomma, è una rivendicazione, un'idea portante di quella civiltà. L'Islam non ha mai conosciuto gli stati li abbiamo creati noi, li abbiamo disegnati noi sulla carta, non ha mai avuto uno stato, è la casa dell'Islam che si organizzava attraverso forme diverse, una politica molto società civile, no? e poi l'idea della casa comune retta dal califfo, che non è un capo religioso, non c'entra niente. Califfo vuol dire letteralmente sostituto, è il sostituto del profeta come sovrano politico, soltanto politico. Accanto a lui poi ci sono gli ulema, eccetera, eccetera, le autorità religiose. Non c'è nessuna confusione tra dimensione politica e dimensione religiosa nell'Islam, a differenza di quello che si crede. Nessunissima, meno ancora che da noi. Qual è il problema? Il problema è che il califfo o il sovrano politico deve obbedire, deve regolare la sua attività sulla base della Summa, cioè della tradizione coranica e dei diritti del profeta. Ma non è un'autorità religiosa, anzi è costantemente sottoposto al controllo delle autorità religiose degli ulema, che lo possono destituire, che possono far sì che vada in crisi in ogni momento se dicono: non obbedisce alle regole del profeta, ai detti del profeta, al Corano, eccetera, eccetera. Ma l'interpretazione di questa tradizione è varissima, infinitamente più varia dell'interpretazione del Vangelo all'interno della Chiesa Cattolica Apostolica Romana, perché lì non c'è un'autorità centrale e ognuno delle loro autorità religiose sparse per tutti i paesi musulmani può dire la sua, può avere la sua idea, la sua interpretazione, quindi in forme estremamente plurali, una delle quali è certamente anche quella dell'ISIS. Per cui non è da dire: l'ISIS non c'entra niente con l'Islam, è una balla, cioè, capito? Ma è assolutamente minoritaria, ma è una, cioè quella che afferma, sulla base di un'interpretazione molto discussa, discutibile, eccetera, eccetera, di una sura del Corano, che dice che occorre obbligare al bene e distruggere il male con il cuore, con la mente, con il discorso e con la mano. Allora, distruggere il male con la mano. Tu sei male, io ti distruggo, non soltanto perché cerco di convincerti, ma anche perché ti colpo.
Ma questa interpretazione è contraddetta dalla stragrande maggioranza dell'ermeneutica coranica, eccetera, eccetera. Però, detto questo, il terrorismo ha questa base strategica, il califfato, la ricomposizione del Dar el-Islam del mondo islamico, ha delle sue basi forti e poi soprattutto ha degli alleati. E allora l'Occidente, da questo punto di vista, l'Europa mi vuole dire con chi vuole magari stare, visto che dichiara di voler battere l'ISIS, perché è stranoto che fanno contrabbando di petrolio. Sapete l'ultima, l'avete letta su qualche giornale, che a proposito della distruzione delle opere d'arte, no? Un mese fa, 2 mesi fa, alle aste di Londra sono andate regolarmente in vendita, battute a milioni di dollari, pezzi che hanno contrabbandato quelli dell'ISIS, sono stati comprati tranquillamente da musei privati occidentali, cinesi. E nessuno è andato là e dice: no, guarda, questi non li vendi. Da dove vengono? Ma vengono da Palmira. Scusa, non li vendi? No, nessuno gliela fa. Allora, vogliamo capire come conduciamo questo conflitto? Cioè, è una cosa molto elementare. No? È possibile che continui il contrabbando attraverso la Turchia, che emiri, eccetera, eccetera, alleati dagli americani, continuino a finanziarli, che questi contrabbandino a Londra i pezzi che rubano da Palmira, eccetera, eccetera, le zone archeologiche della Siria e dell'Iraq? Cosa dice il nostro governo? Gli va bene? Cosa dice? Cosa dicono? Cosa dice Hollande quando dice i salafi, cioè, dimostrando di non sapere assolutamente niente dell'Islam, neanche di dove sia di casa, eccetera, eccetera? Cosa dicono? E questo è il punto. Sono cose molto elementari, ma che danno il polso della situazione. Se tu affronti queste cose puoi essere credibile che tu vuoi fare, eccetera. Poi c'è tutto il resto che riguarda l'immigrazione, perché è evidente che se tu avessi fatto, non c'è questo rapporto lineare, non è vero, ci sono una serie di indagini proprio scientifiche, non è vero che queste cellule terroristiche interne dell'Islam europeo siano i più poveri, i più disagiati, eccetera, eccetera, non è vero, il 67% è il ceto medio. Anzi, la maggioranza sono persone dell'Islam che stanno bene. È molto interessante questo. Quindi è proprio un fatto ideologico, di identità, come sempre nel terrorismo. Le brigate rosse, cos'erano? I poveracci? Erano l'operaio disoccupato che andavano alle brigate rosse? No, è chiaro. Queste forme estreme di lotta sono sempre forme intellettuali. Quindi lì c'è un problema di acculturazione, c'è un problema di identità, c'è un problema di gente che va in cerca di un'identità forte, va bene, e che si vede che non trova, che c'è una situazione culturale di dibattito che non gli soddisfa quello che vuole. Poi ci sono anche i poveri, i disagiati, i disoccupati, certamente, ma le indagini che sono state fatte sia a Londra che a Parigi dimostrano che l'Islam radicale, il più estremizzato interno che abbiamo, non viene dai ceti più disagiati, dai settori più disagiati del mondo musulmano europeo. Quindi c'è una politica di integrazione, di acculturazione. Abbiamo degli esempi. Quello che ha funzionato di più in Europa dal punto di vista delle politiche di integrazione, e lasciamo perdere l'immigrazione di cui abbiamo già parlato, ma è come il rapporto tra immigrazione turca e Germania. Quello è l'esempio, ma è stata una grande politica, è stata fatta, cioè una immediata formazione di queste persone, l'alloggio decente, decoroso, servizi di scuola, di mobilità, di viabilità, eccetera. È stato un importantissimo investimento che non hanno fatto chiaramente perché sono buoni, ma per i dati che vi dicevo, cioè non andavano avanti più le fabbriche in Germania se non avevano questa immigrazione, no? E gli altri, se andate a Berlino, voi vedete che interi quartieri della città sono totalmente turchi, ma tranquilli, e vivono una vita assolutamente decente. Non andate nel ghetto se andate nel quartiere turco di Berlino, non avete l'impressione di andare nel ghetto, come invece l'avete se andate nelle banlieue parigine o in alcune di queste banlieue parigine.
Quindi quello è un esempio, ma bisogna decidere, vogliamo farlo, e allora vediamo come farlo. E allora vediamo se l'Europa, ammesso che ci sia, dice allora non soltanto per i mitra facciamo le cose eccetera eccetera, ammettiamo le eccezioni per i mitra, ma ammettiamo le eccezioni anche se tu mi fai delle case decenti per la gente che arriva e che cerca di lavorare da te, eccetera eccetera. Questo significa che non è difficile pensare a un progetto organico per l'immigrazione, visti i dati che vi ricordavo, e poi per l'integrazione. Non è difficile da pensare, bisogna vedere se c'è la volontà politica, perché se invece la maggioranza dei paesi europei dicono per costoro non voglio spendere una lira e sognano di poter andare avanti con i dati demografici che vi dicevo, auguri, l'Europa si sfascerà. Il problema è che appunto Germania nel suo fronte di integrazione dei turchi è un esempio, diciamo, quasi unico, anzi forse unico in Europa, e che andrebbe certamente perseguito. A Fulvio Famoni vorrei tornare appunto anche alla stessa domanda che ho posto, ovvero la Francia che sta perseguendo questo tipo di risposta molto forte anche di restrizione delle libertà personali. Mi veniva in mente una vignetta che ho visto su un giornale francese di un francese appunto ibernato per 10 anni, che gli mostravano quello che era successo in Francia negli ultimi 10 anni, e gli chiedevano chi è stato al potere e lui rispondeva ovviamente Sarkozy, per dire che forse c'è stata la politica un po', però appunto tornando seri, ecco, questa politica che sta facendo la Francia, che per certi aspetti, come alcune iniziative come partire verso, come sappiamo, verso la Libia, ha un po' creato alcune situazioni di grande tensione. Ecco, rischia Famoni di diventare un riferimento anche per altri paesi, cioè rischia di esserci una deriva, o come dire possiamo pensare e sperare che sia una situazione che, passata quest'ondata di paura, ci sarà un altro tipo di risposta? Ma se non c'è un altro tipo di risposta lasciamo stare, insomma, sostanzialmente, perché adesso c'è una fase che è legata a fatti contingenti che richiamano la paura, e si specula sulla paura, si usa la paura, perché bisogna dirlo con molta schiettezza. E poi sai, i messaggi che alle persone normali arrivano da tutto il mondo, basta pensare che cosa ha voluto dire vedere in televisione ieri l'altro 600.000 studenti di Los Angeles a casa con tutte le scuole chiuse per una farsa, informazione di attentato. C'è un bel essere appello delle autorità che bisogna continuare una vita normale, che non bisogna avere paura. Perché? Per affrontare queste cose, allora, naturalmente il problema non sono né le libertà civili da ridurre né la militarizzazione delle nostre città. Il problema è cominciare a dimostrare che si affronta alcuni di questi squilibri. Allora, l'immigrazione è da sempre un fatto epocale che ha naturalmente i suoi periodi di flussi diversi, ma se qualcuno pensa che con qualche forma, con Frontex, risolviamo il problema dell'immigrazione, o è matto o specula su un argomento serissimo. Le guerre sono in aumento. Di fronte ad una guerra e di fronte al rischio della vita, le ondate migratorie ovviamente non le fermi con nessuna di queste forme. Le carestie nel mondo sono in aumento. Di fronte al fatto che non vivi, che cosa devono fare le persone? Ma prendiamo un fatto puramente economico, stiamo all'ultimo dato ILO che ho visto l'altro giorno. Al mondo ci sono 230 milioni di disoccupati, e questa è solo la punta dell'iceberg, che sono quelli ufficiali, no? Poi sotto c'è naturalmente di tutto, dal nero al minorile a quello che non risulta neanche, eccetera eccetera.
Ogni anno nel mondo si affacciano al lavoro 40 milioni di persone a cui bisognerebbe dare un lavoro oltre a questi. Mediamente fra i 4 e gli 8 milioni di persone ogni anno si aggiungono a questo dato di disoccupazione. È pensabile che stanno ad aspettare tempi migliori? No. Allora, naturalmente bisogna pensare ad un ragionamento che riguarda in principal modo l'intervento economico e come si interviene su alcuni dei fattori che hanno provocato questa situazione che l'intero mondo sta vivendo, le diversità con cui si è affrontato il tema della crisi nel mondo non si è affrontato dappertutto nello stesso modo, ma se vogliamo stare a noi, come oggi l'Europa deve affrontare queste questioni e deve evitare che i fattori che hanno portato alla più grande crisi che abbiamo mai conosciuto si possano riproporre ciclicamente. Allora, la crisi non è finita, questo è evidentissimo. Poi i pentiti dell'ottimismo, quando arrivano a dirlo, sono straordinari, perché la stagnazione secolare, come ha detto il ministro dell'Economia l'altro giorno, messaggio di ottimismo sfrenato che ha dato alla discussione che dobbiamo fare. Ma diciamo così, l'Europa è a un nodo da questo punto di vista di come si interviene sul versante dell'economia e quindi è ricaduta su molte delle questioni di cui noi abbiamo parlato. Gli immigrati in Italia che lavorano sono 6 milioni di persone, il PIL prodotto in Italia, il 10% è prodotto da imprese e immigrati, di persone che stanno qui. Noi non abbiamo un'immigrazione vecchia come la Francia per questioni coloniali eccetera eccetera, noi siamo sostanzialmente la seconda generazione, sta iniziando adesso la terza. La differenza è che la prima generazione, che non tanti anni fa è arrivata in Italia, era mediamente una generazione fra le più istruite dei paesi di provenienza, erano l'elite di quei paesi di provenienza. Ai figli di quelle persone noi stiamo costruendo un futuro simile a quello delle barriere francesi. Il 35% di abbandono scolastico dei figli, cioè c'è una istruzione molto minore dei padri o delle madri o dei ricongiungimenti che sono state fatti. Allora di questo bisogna ragionare. Se l'austerità ha fallito, per dare una risposta a queste questioni ci vuole una politica completamente diversa, non dei palliativi di austerità. Quando io prima provavo a dire non è con la flessibilità, con lo zero virgola che sposto da quel quadro, questo è il dato. Poi noi naturalmente siamo anche fra i pochissimi paesi d'Europa che non hanno adottato il fiscal compact, questo lo hanno fatto tutti. Noi l'abbiamo messo in Costituzione perché per dimostrare quanto siamo, diciamo così, più bravi e più intelligenti, abbiamo fatto anche questo magnifico esperimento. Ma alcune delle cause della crisi sono ancora tutte lì. Guardate, tutti magnificano e naturalmente sicuramente è stata utile e importante l'intervento della Banca Centrale Europea. Però questa crisi è nata da un problema di finanza, di quantità enormi di capitali che non trovavano una loro collocazione, finivano in meccanismi deteriorati che poi hanno portato da questo crollo ad un'estensione dell'economia reale, eccetera. E però, se questa enorme liquidità che la BCE sta immettendo in Europa non si trasferisce mai all'economia reale, e questa è la situazione che noi adesso abbiamo, soltanto una piccolissima quota di questi flussi economici enormi si sta trasferendo all'economia reale, alla produzione. Non c'è un rischio domani di avere un'enorme quantità, non è il caso delle 4 banche di cui sono malversazioni che sono state fatte in queste 4 banche, ma nel prossimo futuro è un rischio del tutto vedibile di fronte a noi. E poi l'Europa, i paesi europei possono fare tutti la stessa scelta dal punto di vista economico e produttivo? Hanno scelto tutti che la via per uscirne è l'esportazione, ma possono tutti esportare, basta. Cioè, tutti comprano le tue produzioni? Ma sta cominciando a calare pure quella, ma vediamo da noi, così la finisco più rapidamente. L'Italia è un paese che produce, un paese manifatturiero,
e come tutti i paesi manifatturieri produce per un terzo per le esportazioni, e quelle sono andate bene, adesso sono un po' in calo, vedremo che cosa succede col meccanismo del cambio, non mi interessa. Per i 2 terzi produce per il proprio mercato interno. Questo è il problema. Perché ferma la produzione in Italia? Perché il mercato interno non c'è, perché il mercato interno non tira. Questo è il dato su cui tu oggi devi ragionare, con una particolarità ancora qui nostra negativa rispetto agli altri, che su 4 milioni e mezzo di imprese in Italia, 4 milioni sono sotto i 9 dipendenti, con una media che va fra i 3 e i 4, tanto per intenderci. Queste imprese producono al massimo per il mercato comunale o regionale in cui sono ubicate, non per altro. Di questi 4 milioni di imprese, meno del 10% fa commercio elettronico. Di cosa stiamo parlando? Allora, questo è il tema, perché tu qui devi intervenire. È il privato oggi da solo in grado di fare questo salto di qualità? No. No, perché si tratta di imprese monoproprietarie, si tratta di imprese che hanno bisogno del circuito bancario per sopravvivere, e se non hanno questo, d'altronde 100.000 chiuse nel giro degli ultimi anni significa un restringimento della nostra base produttiva abbastanza evidente, e significano anche fra chi lavora. Perché aumenta la povertà anche nel lavoro? Perché parliamo di lavoro povero in questo momento? Perché in Italia, a differenza del resto d'Europa, c'è un addensamento anomalo nelle qualifiche medio-basse degli inquadramenti e delle professionalità. Sono tutti nel basso. Il che non significa soltanto che c'è il padrone cattivo che ti dà pochi soldi, no, è quello il modello produttivo che noi stiamo cercando di portare avanti. Questo è il nodo, se noi vogliamo dare delle risposte in casa. In Europa un singolo paese non ce la fa a fare questa questione, però un singolo paese delle cose può anche tentare di farlo, a partire dal ruolo degli investimenti pubblici. Anche qui, sempre ieri, ho visto che il Ministro dello Sviluppo Economico parla finalmente di investimenti pubblici, ho capito, però i finanziari non ci sono. I finanziari non ci sono, e i tempi ormai per entrare dentro questi finanziari, ho usato un vecchio gergo ma ci si capisce, insomma, per entrare questi dentro i meccanismi non sono più tempi lunghi, perché i tempi dei meccanismi, dei cicli economici e delle crisi economiche sono tempi via via in fase di rarefazione. Forse se si desse un'idea di svolta su questo, anche nelle persone, anche nella psicologia delle persone, perché dopo 8 anni si sono sedimentate molte cose, paure, incomprensioni, individualismi esasperati, sono cambiate abitudini. Guardate che anche sul tema dei consumi bisognerebbe interrogarsi un po' di più, perché dopo 8 anni, qui ci può essere anche del positivo, ma anche se uno ritornasse nelle disponibilità economiche di pre-crisi, non farà esattamente quello che faceva prima della crisi. Però di questo non gliene frega niente a nessuno, a questo non ci pensa nessuno, ma uno dei temi in cui forse si dà più sicurezza che schierando l'esercito di fronte a che cosa poi? Perché oggi quello contro questi atti individuali in cui uno non mette in conto durante un'azione terroristica di morire, ma decide di morire per fare l'azione terroristica, che è un po' diverso, insomma, anche come meccanismo. L'unica cosa possibile è un'azione di intelligence, il mitra attorno a che cosa serve, se non appunto a creare ulteriori inquietudini fra le persone. Grazie. La blindatura di Venezia, a cui facevo riferimento all'inizio, mi ricordava la Padova dei tempi del sequestro Dozier, quando ero studente universitario, e veramente faceva paura girare per quella città. Però aveva più senso, esatto, e c'era una situazione molto diversa, esatto. E prima di chiedere a Massimo Cacciari di tirare un po' le conclusioni di questo nostro dibattito, chiedere a Enrico, proprio stando sì, ma devo chiedere anche una cosa, perché Sergio Ghiloiro mi chiedeva anche, chiedi a Massimo se si dà anche un segnale di, come dire, di ottimismo positivo, così tanto ci pensa, per non mandarci a casa proprio. No, dicevo, Enrico, esatto, certo.
poi non è che tu sia bloccato e dire no, non si può fare niente, si può fare tantissimo. Basta fare quello che... E anche alcune cose appunto a partire dal livello nazionale si possono pensare di fare, pur nell'imbalsamamento totale dell'Europa, soltanto che è difficile, molto difficile. Enrico, dicevo, la crisi e terrorismo, quale futuro? La sommatoria di crisi e terrorismo sull'Europa sociale, sull'Europa del lavoro, che è quello che come sindacato vi interessa di più. Che tipo di preoccupazioni oggi, anche molto sul concreto, ti sta provocando? Cerco di essere telegrafico anche per la domanda e la tesi di laurea. Di fatto ribadisco sul tema del lavoro e sul tema dello Stato sociale non esiste l'Europa, cioè, il tema è un po' questo. E però l'unico dato che è comune in tutti i paesi europei, compresa la Germania, è il lavoro nero che dilaga. L'indagine più giornalistica, più carina che ho fatto è chiedere a un lavoratore rumeno, per esempio, di un cantiere, che giro ha fatto prima di arrivare in Italia, perché non tantissimi fanno il segmento retto Timisoara-Venezia. Nella realtà il giro è molto più ampio e coinvolge una gamma di lavori in nero, soprattutto nei settori manifatturieri, che di solito cominciano in Romania, vanno in Israele. Israele è un territorio straordinariamente aperto al lavoro nero, rimbalzano in Germania e poi in Germania, vuoi perché i controlli magari sono più pressanti che in Italia, vuoi perché ci sono anche lì dei problemi, vengono in Italia. Questo succedeva fino a quando la crisi non ha ammazzato la nostra economia e adesso il flusso migratorio è di nuovo andato verso il centro dell'Europa. Però per una buona parte, fino al 2006-2007, noi eravamo ancora un territorio molto attrattivo, turismo, edilizia, manifatturiero, noi eravamo un territorio di quel tipo. Però quando noi parliamo di normative europee in Italia, quando cerchiamo di capire cos'è lo Stato sociale e come creare un sistema quantomeno coerente sul mondo del lavoro, ci scontriamo con due ferite ancora aperte, che sono esemplari di cosa si determini in Europa quando si parla per esempio del accesso ai diritti di lavoro. La normativa Bolkestein, che è stata spostata, rimandata, ma è sempre lì, e significa che posso andare a lavorare in un paese che non è il mio, applicando la normativa del paese da cui provengo, che è un dumping totale e dimostra come un sistema coerente europeo di lavoro non ci sia, e la Laval Viking, che è quella normativa per cui capita in Svezia, mi pare, dove una nave in cui i lavoratori rivendicano il diritto al salario, fanno sciopero, il datore di lavoro li denuncia per il danno economico che ha ricevuto e dà ragione al datore di lavoro. Allora, di fronte a questo, lo so che sono molto fuori tema, però faccio sindacalista, di fronte a questo, e quindi il professor Cassari che scuote la testa, quindi è abituato ad andare fuori tema, cioè di fronte a questo io mi domando che Europa è dal punto di vista della difesa dei diritti dei lavoratori, che hanno bisogno di quelle cose oltre al lavoro buono e di qualità che si chiama protezione sociale, quindi si chiama sistema pubblico sanitario, sistema pubblico pensionistico efficiente, sistema scolastico efficiente, come dire, contesto culturale inclusivo. Cioè, se questa non è l'Europa, non capisco quale altra sia, perché l'unica maniera che a Venezia io vedo l'Europa sono lavoratori che fanno dumping ai lavoratori del territorio e alle imprese del territorio, in maniera illegittima ma con dei cavilli straordinari. La chiesa ortodossa costruita davanti a Tessera, vicino a Tessera, l'ha fatta interamente un'impresa romena, per cui l'avvertenza che abbiamo vinto ci ha distolto un anno di lavoro perché continuavano a spostare in avanti la questione non rispettando gli istituti previdenziali italiani e dimostrando un pagamento alla fonte della parte previdenziale. Questo prevede Bolkestein. Una volta che ho assolto i miei doveri contributivi nel paese di origine va bene tutto, però capiamo bene che stato sociale questo in genere in Europa, e la tensione verso il basso è naturalmente, come dire, inevitabile. Io continuo ad affermarla quella cosa, anche perché è vero, ciò che diceva il professor Cacciari l'ho letto anch'io e confermo
questa cosa che è il ceto medio che coinvolge il terrorismo e che rende attrattiva questa cosa. È anche vero che il 40-50% di queste persone, se il dato non è sbagliato, sono dei depressi, tossicodipendenti, tra l'altro dediti agli psicofarmaci. Cioè hai a che fare con una fascia sociale di esclusi comunque, di persone comunque che sono fuori da quella che è, si chiama consorzio, non lo so, da quello che è il quartiere, la piazza, il baretto, la chiesa, la moschea, i rapporti normali di socialità che sono nel territorio, dove secondo me fondamentale come elemento culturale, questo anche il sindacato lo dice un sacco di tempo, c'è il lavoro. Cioè il lavoro è un diritto di cittadinanza, ma il lavoro deve tornare a ingenerare la passione per la cittadinanza come un valore fondativo della persona. L'Europa non lo sta insegnando da tempo. Grazie. Se c'è qualche domanda, però deve essere veramente una domanda flash, perché siamo in chiusura, prego. Ho sentito prima che il professor Cazzari faceva molto riferimento all'Europa come, diciamo, razza bianca, tra virgolette, però sì, senza citare però il Nord America, Canada e Stati Uniti, anche l'Australia, la parte del Sudafrica e Nuova Zelanda, sono tutti paesi. E rispetto a questo, come li inserisci in questo contesto di difficoltà? Bene, mi pare che gli Stati Uniti naturalmente hanno avuto uno sviluppo sia demografico che eccetera, che economico più sostenuto, però tutto sommato ormai si stanno adeguando, insomma, cioè anche loro ormai sono a tassi di crescita del tutto comparabili a quello europeo. Questo durerà fino alla fine del secolo, sarà nel 2100 se ci arriviamo, non noi, ovviamente che non ci arriviamo nessuno di noi, ma se ci arriviamo, se il genere ci arriva, sarà alla fine del secolo che potresti avere, se non ci sono appunto conflitti politici straordinari, potresti avere una situazione di relativa stabilizzazione, sia nei flussi migratori, sia nelle dinamiche di ricambio del lavoro, nel turnover lavorativo, eccetera, eccetera. Però fino a quel momento è dramma. Basti pensare questo, cioè la popolazione in età lavorativa crescerà entro la metà di questo secolo del 40% nei paesi meno sviluppati, cioè quelli in età lavorativa cresceranno del 40% cifra, ripeto, mentre nei paesi sviluppati tutti, ivi compreso anche il Nord America, Stati Uniti e Canada, diminuirà del 20%. Quindi squilibri pazzeschi che daranno vita ovviamente durante questo secolo a fenomeni strutturali di immigrazione di massa che o li governiamo, politiche sociali, politiche di integrazione, eccetera, eccetera, politiche di aiuto nei paesi meno sviluppati che siano davvero efficaci, oppure li affronteremo come si affrontano le tragedie, cercando di sopravvivere in qualche modo, c'è poco da fare. La condizione fondamentale per affrontarle sicuramente è quello che qui è stato detto, cioè una politica di sviluppo, è chiaro, una politica di sviluppo. È possibile farla, e perché non è possibile farla? Ma c'è il debito, e vabbè, perché in Giappone non è 4 volte superiore al nostro il debito, e gli Stati Uniti non si erano indebitati fin sopra il collo quando c'è stato il problema del New Deal. Qual è il problema? Il problema è che non ci possiamo indebitarci noi italiani da soli, perché sennò stiamo rovinati. Il problema è una politica davvero da grande Stato da parte dell'Europa. È l'Europa che può mettersi a battere moneta e a decidere poi in qualche modo che la moneta vada anche a chi poi produce da lavoro. Ma è l'Europa, noi non possiamo assolutamente. La nostra sovranità, dobbiamo ficcarci in testa, perché sennò sogniamo. La nostra sovranità è limitatissima. Lasciamo che chiacchierano i demagoghi, i populisti, la sovranità nazionale, noi sovrani, eccetera. Lasciamo che chiacchierino loro che non hanno problemi di
di come sbarcare il lunario, di come far lavorare la gente. La nostra sovranità è limitatissima, limitatissima, zero da questo punto di vista. Per un paese che si mette a indebitare, basta vedere il povero Tsipras, insomma, cioè, ha fatto il referendum e dopo se l'è magnata, perché non c'è niente da fare. Un paese non può fare politiche di sviluppo da solo, uno staterello, no. Occorre un grandi stati. Il Giappone ce la fa ancora, gli Stati Uniti, certo, e infatti Marchionne ha dato lì negli Stati Uniti, no? È chiaro, no? E basta sostanzialmente. E la Cina, ovviamente, la Cina può decidere la Cina, sì, la Cina, fin tanto che riuscirà a ridurre il consumo, eccetera, eccetera, interno riuscirà a fare, a essere protagonista, a crescere, eccetera, eccetera, certamente. La Russia perché dispone, ma nessun Stato europeo, neanche la Germania per conto suo può dire adesso faccio una politica di sviluppo. Che vuol dire? Che vuol dire inflazione, vuol dire battere moneta e c'è poco da fare da solo. Allora il problema è l'Europa. Quindi quando diceva Sergio nell'introduzione che il sindacato deve essere, è proprio così, i sindacati devono essere i più scatenati europeisti, ma certamente anche senza risparmiare le critiche necessarie a come funziona adesso l'Europa, devono essere i più scatenati europeisti contro l'Europa attuale, c'è poco da fare perché l'Europa attuale contraddice totalmente tutto quello che abbiamo detto finora in politiche sociali, politiche dell'immigrazione, politiche dell'integrazione e anche le politiche di guerra, anche perché le sta conducendo in modo sciagurato. Quindi il sindacato dovrebbe essere, secondo me, il protagonista di una critica serratissima all'Europa, con proposte concrete di riforma proprio degli assetti anche istituzionali, eccetera, eccetera, e insieme il più formidabile propagandista della necessità dell'Europa. E capisco che è difficile combinare le due cose, capisco che è difficile dire l'Europa è assolutamente necessaria nel momento stesso che ne attacchi l'attuale leadership, l'attuale forma organizzativa, le attuali istituzioni, però questo è il discorso. Questo è il discorso, perché soltanto a livello europeo le cose positive che abbiamo detto, positive, senza dover accendere candeline di speranza, le cose positive che abbiamo detto, le proposte che si possono avanzare, hanno un senso e hanno una possibilità di essere praticate e realizzate, soltanto a livello europeo. A livello nazionale l'1%, se va bene, di quello che abbiamo detto qui è realizzabile. Grazie al professor Cacciari, grazie a tutti. Buona serata. Grazie.
tanto passava qualche dunque.